Questa è la storia di Cologna Veneta. Ci troviamo in provincia di Verona. Nel Medioevo Cologna passa agli Scaligeri di Verona nel 1260 e poi ai Visconti di Milano nel 1387. Nel 1402, con la morte di Gian Galeazzo Visconti, viene conquistata dai Carraresi di Padova, che si fiondano all'attacco degli indeboliti domini dei Visconti. I padovani conquistano Verona e assediano Vicenza. Nel marzo 1404 la reggente milanese Caterina Visconti chiede aiuto a Venezia, promettendo in cambio la cessione delle due città. Il 24 aprile Vicenza si consegna a Venezia. Cologna, per liberarsi dalla sfera di influenza del comune di Verona, che intanto si trova ancora controllato dai Carraresi di Padova, il 7 maggio decide di schierarsi con Vicenza per abbracciare la causa veneziana. Cologna viene occupata in poco tempo dai Carraresi. I veneziani riusciranno a liberarla solo dopo un anno di guerra. Verona si consegna a Venezia pochi mesi dopo. Padova il 22 novembre è conquistata e il Veneto diventa veneziano. Da subito il comune di Verona, ora parte della Repubblica di Venezia, cerca di rientrare in possesso di Cologna. Vicenza però non vuole cederla. Per risolvere la disputa nel 1406 il doge Michele Steno aggrega Cologna direttamente al sestiere d'Orsoduro di Venezia. Questa mossa è motivata anche da interessi militari, dato che il territorio di Cologna si trova in una posizione centrale, ed economici per via della capacità produttiva agricola della zona. Questa è comunque solo una particolarità amministrativa. Dal punto di vista culturale Cologna rimane veronese, tanto che nel 1806 Napoleone la ricolloca nella provincia di Verona, a cui ancora oggi appartiene. Il nome Cologna Veneta risale invece all'11 agosto 1867. Per secoli il fiume Gua ha attraversato il centro. Nel 1882, dopo un'ennesima esondazione, viene deciso di deviarlo. I lavori durano fino al 1904. Durante gli scavi vengono trovati molti reperti preistorici che portano alla nascita del Museo Civico Archeologico di Cologna Veneta. Nel 1925 viene inaugurata la prima parte della ferrovia Treviso-Ostiglia, che collegava Cologna a Legnago. La stazione di Cologna Veneta rimarrà in funzione fino al 67 per i passeggeri e fino all'87 per le merci.